Messaggi della Madonna sulla Russia più lacrimazioni miracolose di alcune immagini della Vergine Santa in Russia e in Ucraina. Salve a tutti carissimi, oggi torno a parlarvi delle apparizioni della Madonna in Ucraina e in particolare del messaggio che lei ha dato ad una bimba nel 1987. La bimba si chiamava Maria Kizin. Ecco cosa ha detto la Vergine Santa a questa bambina: è per tramite vostro e del sangue dei martiri che avverrà la conversione della Russia. Pentitevi e amatevi gli uni gli altri. Stanno per arrivare i tempi che sono stati preannunciati come quelli della fine del tempo. Guardate la desolazione che circonda il mondo, i peccati, l'accidia, il genocidio. Se per la Russia non c'è il ritorno al cristianesimo, ci sarà una terza guerra mondiale e il mondo intero si troverà davanti alla rovina. La Madonna a Medjugorje, per quanto riguarda la Russia, ha dato questo messaggio il 30 ottobre del 1981. Se il popolo russo si convertirà, diventerà il popolo nel quale Dio sarà maggiormente glorificato. L'Occidente ha incrementato il progresso, ma senza Dio, come se non fosse Lui il Creatore. Ecco quindi, carissimi, la Madonna ci dà la speranza, ci dice che qualora la Russia si convertirà, non solo diventerà un paese dalla fede fervente, ma addirittura diventerà, se si convertirà, il paese che più di tutti glorificherà Dio. E vogliamo pregare, carissimi, per questo. Intanto vi faccio vedere, vi mostro alcune immagini di alcune icone, quadri della Beata Vergine Maria che negli ultimi tempi, sia in Russia che in Ucraina, hanno incominciato a piangere, a versare lacrime. Alcune di queste lacrime sono lacrime normali, trasparenti, altre invece sono purtroppo lacrime di sangue, e questo fenomeno si è ripetuto anche in alcune chiese ortodosse della città di Milano. Vi lascio quindi a queste immagini di lacrimazione della Vergine, che sono veramente immagini molto molto toccanti, e sicuramente la Madonna aveva già nel cuore quello che sarebbe successo in questi terribili giorni, e con l'arcano linguaggio delle lacrime, come diceva Paolo VI, cerca di richiamare il mondo alla conversione e alla preghiera. Preghiamo tutti, cari, preghiamo, e soprattutto attraverso il digiuno non soltanto per chi non lo può fare dalle cose, dal cibo, andando avanti il mercoledì e il venerdì con pane ed acqua, chiaramente solo le persone che stanno bene in salute e non hanno da lavorare tantissimo, ma il digiuno, carissimi, da tutto ciò che corrompe e attenta alla nostra anima, all'innocenza e alla purezza del nostro cuore. Preghiamo e digiuniamo, carissimi, offriamo sacrifici a Dio ed Egli ascolterà le nostre preghiere e porterà il mondo ad un'era di pace in cui la guerra sarà soltanto un brutto ricordo. Vi lascio, carissimi, con queste immagini della lacrimazione delle
delle icone della Vergine Santa e vi benedicano lei e i sacri cuori di Gesù e di San Giuseppe.